Eccoci qui questa sera, venerdì 2 febbraio 2018, al White Angel in occasione della serata Talenti Emergenti, serata in cui è presente una giuria molto importante, in primis il nostro caro presidente, ossia l'assessore ai beni culturali nonché vice sindaco Cinzia Trinchese. Ciao Cinzia, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Quanto è importante che un giovane possa appunto emergere, coltivare il proprio talento all'interno del proprio territorio? È importantissimo, tant'è che noi come amministrazione puntiamo molto proprio sulla cultura, al di là che la delega che proprio io. Un anno intero dedicato ai giovani, con mesi dedicati proprio ai giovani, tipo il maggio in cui c'è il Festival della letteratura per ragazzi che vede coinvolti centinaia di giovani, il Festival dei diritti dei ragazzi che vede coinvolte le scuole di tutto il territorio nolano. C'è il Certame Bruniano che è un concorso filosofico dedicato a Giordano Bruno, durante il quale a Nola ci sono gli studenti di tutta Italia, i migliori studenti di filosofia di tutta Italia, quindi per noi è un vanto poter investire sui giovani, anche perché Nola è una città ricca di storia, di arte e di cultura. Cosa ti aspetti dai giovani che si esibiranno questa sera? I giovani sono una risorsa, rappresentano una risorsa e sicuramente stasera non deluderanno, quindi ci aspettiamo grandi cose con la speranza di poter portare fortuna a qualcuno di loro. Quali sono i prossimi eventi legati a Nola, sempre alla cultura, appunto al mondo giovanile? Siamo in prossimità del ricordo di Giordano Bruno in occasione del 418° anniversario della morte. Il 17 di febbraio ci sarà la deposizione della corona d'alloro a Piazza Giordano Bruno e il Comune, come ogni anno, sarà presente a Roma, a Campo dei Fiori, dove andrò lì a portare i nostri saluti, a ricordare che comunque Giordano Bruno è il filosofo nolano, nato a Nola e che rappresenta Nola in tutto il mondo. Una piccola curiosità, quando eri piccola sapevi che questo sarebbe stato il tuo lavoro oppure desideravi fare altro nella vita? Assolutamente, desideravo fare l'architetto e faccio l'architetto di professione. Poi la politica è una passione che è nata negli ultimi anni e quindi la porto avanti ma con molta leggerezza. Fin quando sposerà il mio progetto andrò avanti in questo campo, altrimenti ritornerò a fare l'architetto al 100% come cerco di fare anche oggi. Va benissimo. Rivolgi il tuo più caloroso saluto a tutti gli amici e lettori di Street News. Un caro saluto da parte dell'amministrazione comunale di Nola, faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi che stasera si esibiranno qui in questo locale che tra l'altro visito per la prima volta, che è molto accogliente, che è il White Angel, e veramente ho la certezza che a Nola e nel territorio nolano ci sono dei grandi talenti, quindi stasera ci aspettiamo di vedere dei grandi talenti magari emergere a breve sul palcoscenico italiano. Grazie mille Cinzia.